Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un uomo di 57 anni è stato ricoverato all'ospedale San Marco di Catania a causa di una ferita d'arma da fuoco al piede destro. Secondo quanto riferito dall'uomo ai carabinieri, è intervenuto ieri sera per sedare una rissa tra alcuni clienti di un esercizio pubblico e durante l'incidente è stato colpito accidentalmente da un proiettile sparato da una delle persone coinvolte. La Procura di Catania ha aperto inoltre un'inchiesta sull'incidente, delegando le indagini ai carabinieri. La Procura di Catania ha incaricato la Polizia di Stato di arrestare Giovanni Caudulle e Germana Giuffrida per una rapina commessa il 30 marzo 2022 e una rivendita di tabacchi. Le indagini svolte dalla sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile, in base all'analisi delle immagini ottenute dai sistemi di videosorveglianza, hanno rilevato che entrambi gli indagati avrebbero partecipato alla rapina. Il caso di un passeggero denunciato per detenzione abusiva di 3 cartucce calibro 9 mm all'interno del bagaglio a mano all'aeroporto di Catania è l'ennesimo esempio di come le procedure di controllo della sicurezza siano fondamentali per prevenire situazioni di pericolo. Le suddette munizioni debitamente sequestrate sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2 piccoli barchini con a bordo 81 migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia Costiera al largo di Lampedusa. Nel corso della giornata di ieri sull'isola infatti sono stati registrati inoltre 8 sbarchi per un totale di 211 persone arrivate. All'alba di oggi all'hotspot di Lampedusa vi erano 1105 ospiti, nonostante la struttura disponesse di poco meno di 400 posti. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.